Protezione Civile regionale sono stati impegnati nei giorni scorsi per una vasta opera di pulizia degli argini di alcuni principali corsi d'acqua. Oggi il WWF, le associazioni ambientaliste, ma anche quelle della caccia contestano i lavori, poiché dicono non si dovevano fare adesso in quanto è la stagione dei nidi. Davide Sciacchitano ha chiesto al WWF il perché della protesta, vediamo. Insorgono ambientalisti e cacciatori in un inedito coro di protesta contro l'operazione Alvei Puliti che la Protezione Civile regionale ha realizzato nel fine settimana, abbattuti migliaia di alberi e arbusti lungo 14 km di sponde. Un danno in questo periodo per molte specie di uccelli che nidificano lungo le rive dei fiumi. Meglio quindi, dicono, operare in altri periodi dell'anno. Gli alberi fluviali sono spesso gli unici posti naturali della pianura e quindi su questi bisogna incidere il meno possibile e con granus salis in tutte le materie. In secondo luogo c'è un problema di tempistica, soprattutto se si tratta di un problema urgente, non si capisce perché bisogna andare a farlo questo intervento proprio nel mese di marzo e aprile addirittura, quando cominciano le nidificazioni, quindi c'è un grosso disturbo alla fauna. Quindi capiamo l'esigenza idraulica, capiamo che presso i ponti dove si va ad intervenire per la maggior parte dei casi con questi progetti della protezione civile, ecco, presso i ponti ci siano i maggiori problemi causati da questi interventi artificiali. Ecco, chiediamo una maggiore attenzione riguardo alla fauna. La prima fase della pulizia degli alvei da parte di 2000 volontari della Protezione Civile ha riguardato 12 diverse aree. Cacciatori e ambientalisti chiedono all'amministrazione regionale di rimandare la seconda fase dell'operazione in programma per il 15 e 16 aprile, periodo molto critico per le nidificazioni.